Verranno bandite nel prossimo mese di febbraio le gare per i lavori di adeguamento del sistema di depurazione di Agrigento. Lo scrive il commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, rispondendo alla lettera del sindaco Lillo Firetto, che aveva sottolineato la necessità della città di adeguarsi nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, aggiungendo che non si hanno oggi notizie certe sull'avvio dei lavori. Condividendo la sua preoccupazione per la situazione attuale, le confermo che la struttura commissariale, scrive Rolle, si adopererà affinché le opere siano realizzate con la massima celerità possibile per dare alla città un sistema di gestione delle acque reflue urbane che garantisca finalmente il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Per questo il commissario chiede anche a Firetto la massima collaborazione dei suoi uffici per portare a compimento le procedure preliminari relative agli espropri necessarie per poter approvare i progetti e dichiararne contestualmente la pubblica utilità. In una nota allegata alla lettera vengono elencate le varie difficoltà che si sono dovute superare per l'avvio delle attività, con i ricorsi di dirigenti acque sulle procedure di gara e su quella di acquisizione formale dei progetti. Si prevede, chiude la nota, di arrivare all'approvazione di tutti i progetti adeguati alle norme vigenti entro l'anno in corso e di bandire le gare per l'esecuzione dei lavori nel gennaio massimo febbraio del 2019.